Il Black Mantova ha battuto la Pro Patria mettendo un altro importante tassello nella lotta per la salvezza. Forte del suo potente tridente nero con Belek, Ghiasi e Saidi, i biancorossi hanno faticato nel primo tempo per poi trionfare nella ripresa. Ancora una volta è stato decisivo l'ingresso in campo di Gaetano Caridi che sia pure al 40% ha cambiato volto alla partita. Sono 3 punti d'oro quelli conquistati dai virgiliani ma non ancora sufficienti per essere tranquilli. Le squadre sotto il Mantova sono parecchie ma la zona play-out rimane sempre a 3 punti con il prossimo match in programma sul campo della capolista Pavia domenica alle 12:30. La cronaca al Martelli fa freddo con vento forte e pioggia davanti a 2000 spettatori. Mister Juric cambia tante carte in tavola con il portiere Zima titolare, Marchiora al posto di Trainotti ed attacco formato da Ghiasi, Belek e Zanetti. La prima emozione giunge al settimo con una girata di Belek con palla sulla traversa. Ci prova anche Blasé all'11° ma il tiro cross è fuori misura. Il Mantova gioca ma non decolla e Baclette non aggancia un servizio invitante sulla destra. Il primo tempo è tutto qui con uno spento Zanetti che viene sostituito da Said. La partita cambia e Siniscalchi sfiora il vantaggio in apertura e successivamente con Marchiori in mischia. Entra Caridi a dare man forte ed il Mantova passa. Dontano fa faville con la palla tra i piedi e conquista subito un calcio di rigore per fallo di mano di Guglielmotti. Sul dischetto va Said, eccellente la sua prova, che realizza il vantaggio. Il sanguigno Juric viene allontanato ma Belek lo esalta con una bordata che vale il secondo gol con tanto di capriole a rendere più caraibico il freddo pomeriggio del Martelli. Io penso che questi ragazzi veramente questa volta li faccio grandissimi complimenti perché stanno andando oltre ogni limite perché siamo pochi, anche con problemi fisici, anche con tanti giocatori che non hanno giocato per anni come Tavanti, come Giasi, come Belek, il Tano che si è fatto 3 infiltrazioni durante la settimana per essere questa mezz'ora dove ha dato un grande contributo. E veramente hanno una volontà, una voglia da fare splendida.